Leggo dal verso 20, Atti degli Apostoli, capitolo 7. In quel tempo nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre. E quando fu abbandonato, la figlia del faraone lo raccolse e lo allevò come figlio. Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Ma quando raggiunse l'età di 40 anni, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. Vedendo che uno di loro era maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, colpendo a morte l'egiziano. Ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui. Ma essi non compresero. Il giorno seguente si presentò a loro mentre litigavano e cercava di riconciliarli, dicendo: «Uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto a vicenda?» Ma quello che faceva torto al suo prossimo lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri uccidesti l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e andò a vivere come straniero nel paese di Madian, dove ebbe 2 figli. Trascorsi 40 anni, un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. Mosè guardò e rimase stupito di questa visione, e come si avvicinava per osservare meglio, si udì la voce del Signore: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». Mosè, tutto tremante, non osava guardare. Il Signore gli disse: «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è suolo sacro. Certo, ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono disceso per liberarli. E ora vieni, ti manderò in Egitto». Preghiamo il Signore. Signore, parla al nostro cuore della tua presenza costante nella nostra vita, quando ti vediamo, quando ti sentiamo, ma anche quando non ti vediamo e non ti sentiamo, Signore. Signore, ricorda al nostro cuore che tu sei un Dio fedele, che tu sei buono con noi. Signore, ricorda al nostro cuore che il nostro bene è stare vicino a te. Aiutami, Signore, a condividere la tua parola con i miei fratelli. Facci del bene, Signore. Promuovi l'opera tua nel nostro cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Ci sono degli aspetti che, come avrete notato leggendo, non si trovano mai nei film e nei cartoni animati. Stefano ci parla di Mosè in un modo un po' diverso da come viene romanzato. Mosè era un uomo che aveva sempre sentito nella sua vita la chiamata del Signore, sempre. Non la scoprì dopo 80 anni. Lui fu sempre mosso dal Signore, sentì sempre la voce del Signore. Avvertì sempre la presenza del Signore, probabilmente riconobbe la bontà del Signore in un tempo in cui venivano uccisi tutti i bambini della sua generazione, quando lui si vide unico israelita di quell'età a scampare dal genocidio, e riconobbe allora che il Signore l'aveva protetto. Quindi la scrittura ci dice che Mosè fu sempre nella sua vita un uomo consapevole della presenza di Dio, perché Dio parla ai cuori, Dio non si vuole mantenere nascosto, mai. Egli è un Dio di rivelazione, Egli è un Dio di parola, Egli è un Dio che desidera farsi conoscere. Ancora questa mattina Dio vuole parlare ai nostri cuori, a tutti i cuori. Dio bussa alla porta, Dio parla, Dio sussurra all'orecchio, Dio ha una parola da pronunciare per noi, Dio ha qualcosa da farci sapere, come era anche per Mosè.
Quante volte abbiamo meditato sul fatto che noi siamo preziosi agli occhi del Signore, al punto tale che il Signore non improvvisa mai con noi, ma Lui ha un piano ben determinato per noi. La predestinazione che si trova nella Scrittura non è predestinazione alla salvezza, ma è predestinazione a essere conformi all'immagine del suo Figlio, cioè chi entra nel regno di Dio deve scoprire che Dio aveva già pronto un piano per lui o per lei. Dio non improvvisa con noi. Dio sa cosa deve fare con noi. Dio ha un piano per noi. La semplice immagine del vaso ci dice che nella mente del vasaio noi abbiamo già una forma ben precisa. Daremo un messaggio ben preciso. Dio sa cosa deve fare con noi. Dio ci ha collocati nel luogo in cui siamo per volontà sua. Amen. Non dobbiamo mai disprezzare il luogo, il tempo, la circostanza nelle quali ci troviamo, mai disprezzarli, perché Dio ci ha posti lì dove siamo. Chi disprezza la sua famiglia, chi disprezza la sua comunità cristiana, chi disprezza la sua nazione, chi disprezza il suo tempo, sta peccando davanti al Signore, perché Dio ci ha posti qui e ci ha posti con un piano. Amen. No, tutto sbagliato. Io sono giusto, ma sono nel posto sbagliato. Io sono giusto, ma sono nel tempo sbagliato. Allora Dio ha sbagliato tutto con noi. Dio non sbaglia. Chi ha paura di servire il Signore perché dice: quando le cose erano più semplici, noi pregavamo e il Signore rispondeva, adesso il Signore non risponde più, sta peccando. Perché il Dio di 50 anni fa e di 100 anni fa è lo stesso di oggi. E se ci ha posti in questo tempo, Lui opererà in questo tempo, perché Lui è fedele. Amen. Piuttosto ci dobbiamo svegliare e dire: Signore, fammi vedere qual è il piano per me oggi. Sempre oggi, sempre di oggi parliamo. Il passato è passato, il futuro non lo conosciamo, di oggi dobbiamo parlare. Amen. Attenzione però, Gesù raccontò una parabola riguardo a quelli che sfruttavano il terreno nel tempo presente. Dio ha un piano per noi nel luogo in cui ci ha collocati. Attenzione a non sfruttare il terreno inutilmente, a prenderci le risorse del Signore come quel fico che stava lì e non portava frutto. Dio vuole che portiamo frutto. Dio vuole che promuoviamo la sua opera. Dio vuole che portiamo anime alla salvezza. Dio vuole che edifichiamo i santi. Dio vuole che glorifichiamo il suo nome. Dio vuole che portiamo frutto. Questo è lo scopo di Dio per noi. E quindi se c'è qualcuno che si sta ingrassando nel terreno del Signore e non sta servendo il Signore e sta forse disprezzando ciò che il Signore gli sta fornendo, è paragonabile a quel fico. Il Signore dice: ancora un breve tempo e se non porta frutto io lo rimuoverò, perché io voglio che portino frutto, molto frutto, frutto permanente. Dio ci fa sentire nel cuore che Lui desidera qualcosa da noi. E la storia di Mosè, fratelli, incoraggia anche quelli che hanno messo i remi in barca, anche quelli che si sono rassegnati dicendo: io il mio tempo l'ho fatto. La storia di Mosè incoraggia tutti. La storia di Mosè dice che nessuno è escluso, che ci sono forse delle stagioni differenti nella vita, ma in ogni stagione il Signore accende un fuoco nel nostro cuore, perché noi possiamo adempiere lo scopo e il piano che Lui ha preparato per noi. Ed Egli ci fa sentire nel cuore quello che Lui desidera fare attraverso di noi. Come Mosè, è scritto che Mosè, sin dalla sua giovinezza, sin da quando era nella corte degli egiziani, intanto sapeva
che era un ebreo. E i film ci dicono che Mosè a un certo punto lo scopre, perché la storia deve avere la suspense, no? Ma non è così. La Bibbia dice che Mosè aveva sempre saputo che era ebreo alla corte degli egiziani. Ma poi dice ancora un'altra cosa, che Mosè aveva sempre sentito nel suo cuore che lui sarebbe stato il liberatore di Israele. Dice così la scrittura: egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui. Ma forse il Signore gli aveva parlato. Forse il Signore gli aveva detto al cuore: io userò te per liberare Israele. Lui era certo. Quando lui interviene per difendere l'israelita dall'egiziano, lui stava iniziando a compiere l'opera. Era certo di questo, che Dio lo voleva usare per la liberazione di Israele. Dio aveva messo un desiderio nel suo cuore. Dio gli aveva parlato in modo chiaro. E forse Mosè sapeva, e lo vogliamo sapere anche noi questa mattina, che quello che Dio inizia lo porta a termine. Amen. È Lui che crea in noi il volere e l'agire. È Lui che mette in noi i sentimenti. È Lui che chiama. È Lui che accende in noi un ardore che noi non riusciamo a contenere. È Lui che smuove il nostro cuore. È Lui che ci attira a sé. È Lui che ci attira con corde d'amore. È Lui che compie l'opera. E noi lo sappiamo, quando il Signore parla, noi possiamo anche resistere, possiamo far finta di ignorare, possiamo pregare che il Signore smetta al più presto di parlare per poi ributtarci nelle nostre faccende quotidiane, ma noi lo sappiamo che il Signore parla e sappiamo che Dio ha un piano per noi. Gloria a Dio. E se Dio ha un piano per noi, Dio ci prepara per quel piano. È Lui che ci prepara, non noi. Anche la preparazione riguarda il Signore. E la preparazione di Mosè parla tanto al nostro cuore. Mosè era desideroso, ma sapete che nel regno di Dio non basta il desiderio, non basta il sentimento. Il Signore dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. E noi diciamo giustamente che quello che dobbiamo fare è semplicemente dare il nostro cuore al Signore, il resto lo fa Lui. Sì. A noi pensiamo: io ti do il cuore, Signore, ora tu fammi mettere sottosopra il mondo. E quando non lo fa il Signore, noi diciamo: Signore, sono rimasto deluso, non capisco, ti ho dato il mio cuore e non succede niente. Non funziona proprio così. Anche la preparazione compete il Signore. Lui vuole che gli diamo il cuore e allora inizia a lavorare il nostro cuore. Mosè pensava: Signore, tu hai messo in me una chiamata, tu mi hai fatto sentire la tua voce, io sono sicuro delle tue promesse e adesso mi do da fare. Ma Mosè non sapeva che così com'era non andava bene per servire il Signore. E io spero di non offendere nessuno, ma così come siamo non andiamo bene per servire il Signore. E ce ne accorgiamo quando, servendo il Signore, ci infiliamo la nostra carne, ci infiliamo i nostri pensieri, ci infiliamo le nostre opinioni, ci infiliamo i nostri sentimenti, quando inquiniamo e contaminiamo le cose che il Signore ha messo nel nostro cuore con il nostro, noi scopriamo che così come siamo non andiamo bene per servire il Signore. E allora quando diciamo: Signore, adesso ho deciso, adesso posso, adesso il tempo, adesso le forze, adesso la voglia, quando noi diciamo adesso io, non stiamo facendo un bel niente, l'opera del Signore nella nostra vita. Quando Lui dice: figlio mio, dammi il tuo cuore, e noi glielo diamo, allora Lui inizia a prepararci. Ma Dio è buono. Mosè fremeva
Mosè desiderava servire il Signore, ci provò, ma non aveva capito che il Signore doveva ancora fare un'opera in lui. Ed era un'opera che sarebbe durata 40 anni. 40 anni. Noi pensiamo che basti il desiderio, ma Dio invece sa che c'è bisogno di altro. Perché l'opera è sua e tante volte le cose che il Signore ci chiama a fare, noi non siamo preparati per fronteggiarle. A noi ci appaiono in un certo modo, ma non sappiamo cosa c'è dietro. Non sappiamo che potrebbero travolgerci, noi rimaniamo delusi, ci allontaniamo dal Signore, ci scoraggiamo, perdiamo le forze perché abbiamo provato ad andare noi e non abbiamo permesso al Signore di prepararci. Dio sa cosa deve fare con noi. E noi pensiamo che non si debba più aspettare, ma è Dio che stabilisce i tempi giusti. Quante volte abbiamo riflettuto su Atti capitolo 1, sull'imposizione di Gesù ai suoi, che fremevano per andare al mondo. E il Signore disse loro: adesso state fermi, adesso attendete la promessa del Padre. Perché il Signore deve fare qualcosa per permettergli di usarsi di noi. Altrimenti rimarremo delusi. Dio ci lavora, come lavorò Mosè. C'erano delle cose che non andavano bene e che il Signore doveva preparare nella vita di Mosè. Dio lavorò Mosè e Dio deve lavorare noi nella direzione dell'umiltà. Fino a quando non saremo umili, noi scopriremo che il Signore dirà: stai qui, mando avanti altri, tu stai qui, vuoi fare un passo tu? Nella misura dell'umiltà il Signore si usa di noi. E Mosè non era umile. Mosè andò a petto gonfio dagli israeliti dicendo: io sono il liberatore di Israele. Ma lui doveva arrivare a dire che sarebbe stato Dio il liberatore di Israele e che lui sarebbe stato un umile strumento nelle mani del Signore. E vi ricordate che quando poi il Signore lo chiamò, lui era così umile di dire: Signore, manda chi tu vuoi, non me, io non sono degno. Dio ci lavora nella direzione dell'umiltà e quante volte per lavorare nella direzione dell'umiltà lui deve smussare la nostra vita con le prove, deve demolire i nostri punti fermi, deve provarci lì dove ci brucia di più soffrire, perché noi possiamo umiliarci davanti alla potente mano del Signore e Pietro dice: umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Dio ci lavora nella direzione della dipendenza da Lui. Quando smetteremo di dire io e diremo tu, Signore, allora il Signore ci avrà sufficientemente preparati. Dobbiamo dipendere dal Signore in tutto. Cosa vuol dire? E forse questo può non piacere a qualcuno. Dipendere in tutto dal Signore significa che l'iniziativa nella nostra vita la deve prendere il Signore, sempre. E non dopo la nostra iniziativa. Infatti fu Mosè, quando si trovarono lì nel deserto all'inizio di quel cammino tribolato, fu Mosè a dire al Signore: Signore, tu mi hai messo la testa di questo popolo, ma io ti dico sinceramente che l'iniziativa la devi prendere tu. Io dipendo da te. A me non interessa guidare questo popolo, tu lo devi guidare. Se tu non vieni con noi non ci muoveremo. E quante volte invece noi ci muoviamo e poi diciamo al Signore: Signore, mi sembrava la tua volontà, perché era una cosa bella, era una cosa benedetta, ma non era una cosa che dipendeva dal Signore. Allora il Signore ci lavora nella misura
in cui noi impariamo a dipendere da Lui. Mosè, che era principe d'Egitto, dovette imparare che né i suoi compatrioti adottivi, né i suoi compatrioti di sangue potevano dipendere in qualche modo da lui. E lui dovette imparare non a comandare, ma a ubbidire, non a suo padre, ma al suocero. Al suocero! Quanto l'ha umiliato il Signore? Ma il Signore ci vuole umiliare, fratello. Sì, ma non ci vuole umiliare per schiacciarci, farci sentire complessi di inferiorità. Ci vuole umiliare per usarsi di noi. Fino a quando ci sarà qualcosa di noi, fino a quando metteremo becco nell'opera del Signore e non faremo fare a Lui e noi non saremo dipendenti da Lui, arresi da Lui, il Signore non farà mai niente con noi. Userà altri. Dio lavorò Mosè nella direzione della fiducia nel piano di Dio. Vi ricordate quando disse a Dio: ma io balbetto, ma sei proprio sicuro che vuoi chiamare me Signore? Eppure è scritto che Mosè divenne in Egitto potente in parole e opere. Quindi Mosè divenne balbuziente. Mosè era un oratore in Egitto. Mosè sapeva parlare, aveva una presenza potente. Mosè era un principe capace di liberare un popolo se avesse voluto. Ma lui doveva imparare a fidarsi del piano di Dio. Quando il Signore lo prosciugò di tutto, quando gli tolse ogni qualità umana, quando gli tolse ogni virtù sulla quale lui poteva appoggiarsi per dire: effettivamente il Signore dovrebbe usare me, perché ho zelo, perché so parlare bene, perché lo desidero, perché altri sono apatici, ma io sono entusiasta e il Signore dovrebbe usare me. Quando Mosè smise di parlare così, dicendo: Signore, ora tu stai chiamando un ramo secco. Perché la visione del pruno ardente? Il pruno è un cespuglio secco. E il fuoco ardeva in quel cespuglio, ma non lo consumava. Perché quel pruno era la visione della vita di Mosè, che non era più un albero rigoglioso, verdeggiante, che portava frutto, era diventato un pruno, secco, spinoso, inaridito dalle lotte, dalle prove, da ogni cosa che la vita dura gli aveva riversato addosso, umiliandolo, svuotandolo di ogni qualità. Mosè era quel pruno secco. E quando fu un pruno secco, il fuoco del Signore lo visitò e non consumava, perché il Signore era in lui per dare gloria al Signore. Così fu preparato Mosè. Fratelli, se vogliamo essere usati del Signore, Dio ci deve preparare. Ora, questa non è una cosa, noi la raccontiamo dopo, è sempre facile raccontare una storia dopo. I miei figli non sopportano quando, dopo che avevamo previsto le cose e immancabilmente succedono, noi diciamo: ve l'avevamo detto. Quanto è brutto sentirselo dire, ma quanto è bello dirlo. È facile raccontare la storia dopo. C'è però un aspetto che deve toccare il nostro cuore, il cuore del messaggio di questa mattina. Noi lo raccontiamo dopo. Abbiamo raccontato in pochi minuti 40 anni di una vita tribolata,
un uomo umiliato, un uomo impoverito, un uomo inaridito. 40 anni di vita così, al punto che Mosè si dimenticò di quello che il Signore gli aveva detto, si dimenticò dei bei sentimenti che aveva, si dimenticò della promessa del Signore. Mosè si dimenticò di tutto, ormai la sua vita era: morirò in questo deserto a curare queste 4 pecore che non sono neanche mie, ma sono di mio suocero. Vivrò senza gloria per arricchire le tende di mio suocero. Mosè si era dimenticato di tutto, ma Dio non si era dimenticato di nulla. Dio non dimentica nulla della nostra vita. Nulla. Nessun sogno infranto, nessun desiderio che ci aveva animati nel passato e adesso sembra che la vita ci ha così induriti che non vale la pena neanche più sognare. Nessuna chiamata del Signore, nessuna voce che prima sentivamo del Signore che adesso abbiamo imparato a ignorare. Dio non dimentica nulla. Dio non aveva dimenticato la chiamata di Mosè. Anzi, Mosè non si era accorto che Dio era pienamente in attività nella sua vita. Anche dove gli sembrava di no, Dio stava facendo l'opera sua. E quando fu pronto, il Signore gli disse, e io credo, fatemelo immaginare così, che il tono di voce di Dio dal pruno fu: ora va, ora vieni, ti manderò in Egitto. Fatemelo immaginare così, questo tono, questa sola parola, con questo tono, ora. E per lo Spirito Santo, quel ora fece ripiombare nel passato Mosè e gli fece ricordare tutte le promesse di Dio e gli fece rileggere 40 anni della sua vita come non buttati al vento, non sprecati, non in una sofferenza inutile, ma nel piano meraviglioso di un Dio che non lo aveva dimenticato. E Mosè capì: allora la mia malattia, allora il mio imparare a sottomettermi. Un giorno un uomo di Dio mi disse: ricordati che se sarai chiamato a guidare qualcuno, devi imparare a essere guidato. Se vuoi che gli altri siano sottomessi a te, devi imparare tu a essere sottomesso. E Mosè capì che le umiliazioni che la vita gli aveva riservato non erano umiliazioni. Dio ci perdoni, fratelli, quando disprezziamo anche le cose tristi della nostra vita e diciamo: non è nulla guidato dal Signore. Io ho una vita triste, io sono il più provato del mondo, potrei stare a fianco a Giobbe. Gli uomini non mi comprendono, Dio mi fa sentire un desiderio nel cuore, la mia chiamata è incompresa, nessuno mi aiuta, nessuno mi dice: sì, è vero, servirai il Signore così. Dio ci perdoni quando ci lamentiamo, perché viene il momento in cui il Signore dice: tu ti sei dimenticato, ma io non mi sono dimenticato di te. Io non mi sono dimenticato delle promesse che ti ho fatto. Io non mi sono dimenticato della tua famiglia. Io non mi sono dimenticato dei tuoi fratelli. Io non mi sono dimenticato del piano che avevo acceso dentro di te. Io non mi sono dimenticato delle promesse che ti avevo fatto. Io non mi sono dimenticato. Tu sì, ma io no. Ora, rialzati. Ora sei pronto. Ora sei pronto. Gloria a Dio.
Fratelli, andiamo al Signore con fiducia. Dio sa cosa sta facendo. Ci sta preparando. Che c'è qualcuno da liberare. E Dio vuole usarsi di noi. Ma se ci lamentiamo, oh, io dovevo stare in Egitto, ora sto nel deserto. Oh, io potrei, se fosse diversa la mia vita, fratello, io potrei fare, ma non posso, a casa mia ho le mani legate, con la mia salute sono legato, con il mio lavoro sono legato, io non posso. E per un altro questo messaggio, ditelo a Mosè. Ditelo a Mosè. Se la sua vita non sembrava sprecata, disgraziata. Ma un giorno il Signore gli disse: io non mi sono dimenticato, Mosè. Ora sei pronto. Ora, come lo descrive Stefano, ora che tu non osi guardare, ora che tu sei tutto tremante, non con il petto gonfio, ma sei tutto tremante, ora sei pronto. Ora sei pronto. E Dio lo usò. Ma quello fu il punto debole di Mosè. Voi sapete che non entrò nella terra promessa, perché una sola volta, dagli 80 anni ai 120 anni, una sola volta, ritornò il vecchio Mosè e disse: vi darò io dell'acqua. E Dio gli disse: ma io ti avevo preparato perché tu fossi in grado di non pronunciare mai più io, che tu fossi in grado di dire: Signore, io non muovo un passo se tu non lo vuoi, io ti servirò ma solo se tu mi parlerai. E Dio gli disse: tu non mi hai glorificato, tu non vedrai la terra promessa. Grazie a Dio il Signore lo usò per liberare il popolo di Israele. E Dio si vuole usare di noi, fratelli. C'è qualcuno a casa che abbiamo lasciato. Dio ci sta preparando per la sua salvezza. Ci alziamo in piedi, ringraziamo il Signore.